Buonasera, ben ritrovati amici di Terzo Tempo. Questa puntata è stata realizzata a Gemona del Friuli e torneremo a parlare della bellissima iniziativa di venerdì sera, la partita di beneficenza in ricordo di Christian. Grazie davvero a tutti i giocatori che hanno partecipato alla Gemonese per l'ospitalità, insomma è stato un bel momento che andremo a rivivere. Prima di lasciare spazio a tutto questo racconto di questa serata di A Tutto Campo, nella nostra puntata andiamo con l'attualità, perché si è conclusa praticamente, si sta concludendo del tutto adesso la stagione del calcio dilettantistico, perché c'è anche il calcio giovanile con le finali nazionali. Il Donatello è stato eliminato dalla semifinale nazionale, il Cernis Muzzane deve attendere il risultato tra Piacenza e Cagliari, deve sperare in uno 0-0, in uno 1-1 per poter arrivare alla finale nazionale. Quindi complicato, difficile, dipende dagli altri il destino della squadra dei Cossettini, che comunque è arrivata fino a questo punto della competizione davvero ben figurando. Quindi complimenti per questa grande stagione. E Mauro Cossettini, tra l'altro, che sentiremo in questa intervista, che ritroveremo proprio a Gemona il 26 giugno, abbiamo dedicato a lui il premio del calcio giovanile in questa stagione, uno degli allenatori che ormai da molti anni è un simbolo e quest'anno è arrivato fino a questo punto ben figurando a livello nazionale. Quindi andiamo con le immagini, ringrazio Simone Fornasiere per il contributo da Cagliari, immagini intervista. Dopo il pareggio in casa col Piacenza per 3-3, il Cernis Muzzane gioca la seconda gara del triangolare nazionale, semifinali dell'Under 17. La sfida è a Cagliari contro i padroni di casa Ferrini. Si danno la carica i ragazzi di mister Cossettini, parte però in salita questa sfida. Pallone sulla destra, il cross di Avaro col destro, arriva di testa e spedisce in rete Arisci, il 2009 che pensate ha siglato già 7 gol nel campionato di eccellenza in Sardegna, ed è lui a portare in vantaggio i suoi con questo colpo di testa. 1-0, reazione del Cernis Muzzane, calcio di punizione, esce Marongiu e da lontana poi Meloni su Pontonutti, la meglio riesce a recuperare palla, scatta, va sul destro, fa partire la conclusione, blocca a terra un attento Ajdic, ma ecco il Cernis Muzzane con Enrico, il destro, buca Marongiu ed è 1-1. Rivediamo il gol importantissimo di Enrico, molto bello, il destro potente, sorprende il portiere del Ferrini Cagliari. E poi Mosettic con il destro non inquadra la porta, l'occasione del vantaggio per il Cernis Muzzane. Siamo nella ripresa, rilancio di testa, si allunga e mette in angolo Marongiu. Attenzione di nuovo ai padroni di casa con Podda che prova a sorprendere Ajdic, pallone fuori. Si gioca sulla sinistra con Delita che va via, azione importante del Cernis Muzzane, pallone messo in area di rigore, Grob di testa, viene fermato da Marongiu, l'occasione della vittoria sulla testa di Grob, dall'altra parte Ajdic salva su Congia. Finisce così 1-1 e adesso per arrivare in finale il Cernis Muzzane dovrà sperare in uno 0-0 tra Piacenza e Cagliari. Mister Mauro Cossettini, si chiude 1-1 la trasferta in casa della Ferrini. Adesso per guadagnare l'accesso alla finale servirà lo 0-0 domenica tra Piacenza e Ferrini. Ti chiedo un'analisi di questa gara e soprattutto un commento su quell'ultima occasione di Grob al 92esimo che forse avrebbe potuto dare la vittoria. Diciamo che la speranza, come si suol dire, è sempre l'ultima a morire.
E a noi non può sicuramente contestarci nulla nessuno, perché abbiamo giocato contro una grandissima squadra, quadrata, forte, poi sul loro campo stretto, e noi sicuramente abbiamo un po' subito questo, però abbiamo giocato con una squadra molto molto preparata. Ma a prescindere di ciò, noi arriviamo quasi alla fine del torneo senza avere mai perso una partita, abbiamo sempre combattuto fino all'ultimo e soprattutto ci siamo sempre allenati bene per arrivare al massimo. Poi purtroppo lo sport ti mette, nascono queste situazioni, alla fine sì, è vero, potevamo andare in vantaggio, che ci vuoi fare, cioè, sbagliano tutti, c'è stato questo errore, è arrivato tardi, secondo me se arrivava coi piedi era gol, ecco, era gol. D'altro canto però c'è stata anche una grandissima parata di Ajdic negli ultimi minuti, quindi diciamo che onestamente, perché bisogna saperlo riconoscere, quando gli avversari sono forti, 1-1, diciamo un pareggio è giusto. È chiaro che in maniera individuale abbiamo il primo gol l'abbiamo regalato per una disattenzione sulla marcatura che mi ha fatto molto incazzare, sono molto arrabbiato per questa mancanza difensiva, e poi in realtà se andiamo a vedere alla fine abbiamo avuto molte più occasioni da rete noi, che però bisogna finalizzare, però dai, bisogna sempre prendere e portare a casa quella che è stata la prestazione contro la nostra squadra, un viaggio comunque lungo, quindi 5 ore di pullman, aereo, vieni giù e rientro sarà altrettanto, e per questo voglio ringraziare tantissimo la società che ci ha messo in condizioni di fare questa trasferta, perché sicuramente non è scontato, è una trasferta sicuramente importante, che quindi rende orgogliosi sia questa squadra, ma penso che abbiamo portato il prestigio del Chiarini Luzzane in terra sarda. Penso che nessuno possa dire il contrario, ma soprattutto per l'impegno e la dedizione che hanno messo questi ragazzi. Ora speriamo in un pareggio, e chissà, come dico, sarebbe un'impresa e sarebbe una cosa eccezionale, perché arrivare fino a 1 centimetro a prendere le ciliegie e non riuscire a tirarle giù dispiace, vero? Però insomma bisogna anche sapere che ci sono gli avversari, sapere che è un torneo strutturato, e mi prendo le responsabilità molto male, su cui la federazione ogni tanto deve avere qualcosa più attenzione verso i settori giovanili, e quindi dai, siamo contenti comunque di quello che abbiamo fatto. E dopo l'attualità, come vi ho detto, andiamo a Gemona e andiamo a rivivere tutto quello che è successo, quindi mi trasferisco dagli studi al Simonetti. Amici di Terzo Tempo, si comincia con la serie dedicata al finale di stagione della nostra trasmissione. 3 importanti appuntamenti. Il primo questa sera da Gemona del Friuli, dedicato alla partita di beneficenza in ricordo di Christian. Un momento con alcuni protagonisti di oggi e tanti del passato, che sono stati protagonisti proprio della nostra rubrica Le interviste di Terzo Tempo a tutto campo. E allora vi racconto, ovviamente noi dobbiamo ancora scendere in campo, ma con la nostra trasmissione in onda di martedì vi posso andare a raccontare cos'è successo. Andiamo a rivivere le emozioni di Gemona del Friuli. Poi il 18 giugno saremo Codroipo con le nomination, dobbiamo scegliere i migliori protagonisti della stagione, e poi chiuderemo il 26 giugno a Madonna delle Grazie a Gemona del Friuli con la festa ufficiale di A Tutto Campo e le premiazioni. Ma intanto vediamo cos'è successo al Simonetti in questa serata di emozioni, di beneficenza e anche di belle giocate. Una serata speciale al Simonetti di Gemona del Friuli, che ha aperto il giugno di A Tutto Campo. Giocatori di oggi e di ieri sul sintetico, pronti a sfidarsi. Molti protagonisti della rubrica di Terzo Tempo, con le sue interviste per ricordare storie del passato, come Fabio Rossitto, Bacio Damiani, che torna a giocare dopo 16 anni, Pedra Carcava, Massimo Rella, Federico Francioni. Ma poi i nostri collaboratori, gli opinionisti e poi gli allenatori che ritornano giocatori. Per una sera tutti insieme per ricordare Christian Zozzoli, mancato a soli 10 anni per una endocardite.
Il papà Rudy lo ha ricordato con una toccante lettera, per poi stringersi in un emozionante abbraccio con la moglie Arianna e il figlio Alberto. Anche loro, protagonisti in campo, con i rigori calciati a Michele Fornasiere. In gol Alberto e Rudy, ma Arianna è stata fermata per ben 2 volte. Ma soprattutto insieme a loro e al ricordo di Christian, la serata è stata l'occasione per una raccolta di beneficenza che il 26 giugno verrà svelata in tutti i dettagli. La Gemonese ha messo a disposizione i volontari e ha destinato tutto il ricavato alla nostra iniziativa. Maglia speciale con il logo di A Tutto Campo che omaggia i 50 anni del sisma e soprattutto con il logo dedicato a Christian indossato da tutti. Per il papà Rudy la speciale maglia numero 13. Con queste maglie tutti si sono messi in gioco per l'evento di beneficenza. Una squadra capitanata da Simone Fornasiere e l'altra da Massimo Radina. Già negli spogliatoi la sfida viene caricata. Fornasiere non può vincere. Mettiamo innanzitutto questo concetto in testa. Fornasiere è scarso. Se mi fate perdere con Fornasiere, vi prendete le vostre responsabilità. Allora, obiettivo, vincere. Vincere, andiamo! Adesso diamo giù, vinciamo e diamo spettacolo. Si entra in campo, il sindaco di Gemona Roberto Revelant dà il calcio d'inizio e certe scelte degli allenatori fanno discutere. Sì. Allora, Rossitto, sappiamo la sua carriera, Nessuna riserva. però adesso io non ho più la fiducia che aveva. Grazie mister. C'è Gubbiani, no, ultima cosa, c'è Gubbiani col 10. Può succedere di tutto. Infatti nel gioco 2 contro 2 succede che la magia di Gubbiani non viene capita e l'arbitro Andrea Merlino è costretto ad ammonirlo dopo una giocata che ancora nessuno è riuscito a spiegarsi. E nonostante il tentativo di Russo, imbeccato da Clemente, vince la coppia Stampetta-Dri, con quest'ultimo a siglare il gol decisivo. Ciccio, palle inattive. Fate tutto sistemato, a posto ragazzi? Posto? In porta, siamo a posto, tutto. In porta nessun problema per Fornasiere con un piccolo inversione miracoli fin da subito su Corradin. In campo finisce 1-1 con le reti di Tonizzo e Salvador, ma sono i giochi extra gara a dare la vittoria alla squadra di Radina. Fornasiere non va in gol su punizione. Vincenzo Radina supera Francio nella sfida dei palleggi. Jimbo Gerli prende la traversa con serenità. E alla fine ci si diverte e il gol migliore tutti lo abbiamo fatto per Christian. All'angolino. Scina via. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Questo quello che è successo, ma adesso ovviamente spazio ai protagonisti. Qua a Gemona abbiamo approfittato per una chiacchierata con i nostri ospiti che hanno giocato e quindi momento anche per fare un punto su quella che è stata la stagione sul calciomercato insieme a Jacopo Puntin, la nostra serie di interviste da Gemona per questa puntata che dedico in ricordo di Christian. Moroso confermato a Chions dopo il buon, ottimo lavoro fatto quest'anno. Intanto che stagione è stata quella appena conclusa? Ma una stagione sicuramente impegnativa ma anche molto gratificante. Siamo partiti sicuramente molto indietro quando ne abbiamo iniziato questo percorso insieme il 21 di ottobre, poi penso che comunque abbiamo fatto una buona rincorsa, abbiamo fatto un buon campionato e riguardandoci indietro insomma possiamo stare contenti, allo stesso tempo sappiamo che avremmo
potuto fare ancora meglio, avremmo potuto fare qualche punto in più, avremmo potuto vincere qualche scontro diretto decisivo, ma insomma potrà essere sicuramente poi lo stimolo, la motivazione aggiuntiva per tirar fuori ancora qualcosa in più nella prossima stagione, ecco. Unchions che è stata una delle prime squadre a muoversi invece sul mercato del prossimo anno, già colpi annunciati come Persini, Sinigaglia, Bianco, tanti nomi anche dei fuori quota, perché quest'anno contano anche quelli. Sicuramente contano e all'interno dell'impianto squadra è giusto contestualizzarli al meglio, e penso che comunque Sinigaglia e Bianco siano comunque due 2007 importanti, due giocatori di prospettiva, due giocatori che possono fare la categoria sicuramente a prescindere dall'obbligatorietà dei fuori quota, e quindi insomma sicuramente per me è un grande piacere poter insomma lavorare con giovani di questo tipo, che poi hanno, oltre che avere qualità, sono ragazzi a posto, hanno fame, si allenano forte, quindi è tutto più facile insomma, ecco. Quanto incideranno i fuori quota secondo te nella prossima stagione, anche a livello di squadra, a livello di allenamenti, quanto conterà averceli nel sistema squadra il prossimo anno? Incideranno sicuramente tanto, perché comunque sono 2 pedine su 11 e quindi insomma è una percentuale importante di quella che poi è la squadra. Per quanto riguarda gli allenamenti, sì, probabilmente il ragionamento che inserendo i fuori quota 7-8 in rosa è inevitabile che magari possa calare un po' quella che poi è l'intensità, almeno nella prima parte della stagione, la qualità degli allenamenti, ma c'è anche da dire insomma che penso che tutte le rose durante la stagione per il completamento delle sedute abbiano diversi giovani dentro, quindi insomma il discorso allenamento penso sia assorbibile, ecco, insomma. Invece questa sera è una serata nobilissima, una bella serata di sport e non solo. Ti chiedo, intanto una battuta, quanti gol fa Fornasiere questa sera? Su quello penso di potermi sbilanciare, penso nessuno, come è giusto che sia. È una bellissima serata, una serata comunque con un significato particolare che va sicuramente extra al calcio, perché insomma ci sono delle cose che sono sicuramente più impattanti e più importanti del calcio, però poterle ricordare, vivere attraverso il calcio penso sia tantissima roba. Bellissimo pensiero, ti aspetto in cabina di commento. Assolutamente sì, non mancherò. Qui con Ciccio Campaner, beh mister, intanto la stagione è finita da pochissimo per voi, che stagione è stata? Ma buonasera, è stata una bellissima stagione, dai. Abbiamo lottato fino alla fine per la promozione, non ci siamo riusciti, però nel complesso è stata una grande stagione. Comunque, al di là di aver perso contro la Fezzanese, che emozione è stata giocare al picco di La Spezia? Ma lo spettacolo, parlavo prima venendo su in macchina con degli amici, è stato uno stadio favoloso, una cornice spettacolare, quindi una grande emozione. Invece prossima stagione riconfermato a Pordenone, un Pordenone che dopo aver annusato la promozione punta a voler salire in Serie D. Ma sicuramente una piazza come Pordenone deve provare a fare il massimo è vincere il campionato e poi andare in Serie D. Quindi lavoreremo adesso, è il momento più importante per cercare di fare un bel campionato. Invece un obiettivo per questa sera? Divertirsi e soprattutto fare un buon incasso da devolvere a questa splendida iniziativa. Qui con Corradini e Tonizzo, colonne portanti di questo Codroipo, una da tanto, tu appena arrivato. Intanto, prima cosa, perdonami, chiediamo prima a lui com'è stato questo salto in eccellenza quest'anno. Mi sono divertito, dai. È stato un salto impegnativo a livello di ritmo, perché è cambiato il ritmo, però mi sono adattato subito e grazie anche ai miei compagni di squadra che mi hanno aiutato, mi sono divertito un bel po'. Beh, fisicamente anche molto bene, quindi ti hanno fatto pedalare, hai anche segnato abbastanza, quindi ti sei proprio ambientato in una categoria dove resterai anche l'anno prossimo. Sì, rimango anche il prossimo anno e come hai detto tu fisicamente sto bene, non è l'ultimo dei miei problemi e basta. Invece tu capitano resti a Codroipo, un Codroipo che costruisce una stagione per fare cosa il prossimo anno?
Noi, la società, penso che l'obiettivo sia quello di fare un campionato tranquillo e cercare di fare il meglio possibile, facendo magari crescere anche qualche giovane, insomma gli obiettivi che più o meno avevano anche gli anni scorsi. Resta mister Salger, mister subentrato l'anno scorso, ha dato un cambio di ritmo, si può continuare con questo lavoro anche l'anno prossimo? Sì, sicuramente ha fatto un ottimo lavoro il mister, ci ha dato un'identità precisa, ha portato tranquillità all'ambiente, insomma sono molto contento che rimanga e dopo la stagione di quest'anno credo che abbiamo la fortuna di poter continuare il suo lavoro e quindi possiamo crescere ancora. La stagione è appena finita, ma quanta voglia ha Tonizzo di tornare in campo con questo controllo e ancora per quanti anni? Allora, la voglia non mi manca, perché adesso che sono fermo già non vedo l'ora di tornare in campo, quindi fino a quando c'è questa cosa vado avanti. Ancora per quanti anni non lo so, però sono contento di poter continuare, dai. Tra futuro e passato l'anno scorso c'è presente la partita di oggi, l'obiettivo della partita di oggi? L'obiettivo di oggi è divertirci, fare una bella partita tutti insieme per un scopo molto importante soprattutto. Sì, assolutamente, siamo qui per questa partita di beneficenza, insomma lo scopo è importante, mi fa molto piacere essere qui e ho accettato l'invito subito, quindi come ha detto Corra, insomma siamo qui per divertirci, per passare una bella serata tutti insieme. Che bello ritrovare Fabio Rossitto. Dopo quella bellissima intervista che abbiamo fatto insieme, sei qua per una serata di beneficenza, grazie Fabio per essere con noi. Era dovuto, insomma, io ho un piacere perché poi sono venuto in un bell'ambiente, sono stato invitato da te, ho ritrovato tanti amici, ritroveremo tanti amici, è una serata di beneficenza, questo è importante e poi è bello rivederci tutti assieme qui, insomma. Senti, abbiamo parlato quella volta in quella lunga chiacchierata e poi è arrivata la San Vitese. Alla fine ce l'hai fatta, è stato difficile salvare la San Vitese? Difficile, molto difficile, ma tanto difficile. A un certo punto sembrava una cosa, si era messa veramente male, il livello è alto, insomma alla fine ce l'abbiamo fatta, ma tosta. Vabbè, dopo Pordenone ti eri preoccupato, era stata una partita complicata, erano successe delle cose, ti eri anche un po' sfogato per quegli episodi, quello lì è stato un punto complicato? Sì, è un momento complicato perché poi avevamo un calendario difficile, poi siamo andati a Tamai e lì è stata la svolta in 10, siamo riusciti a ribaltare la partita, forse il segnale è stato lì che ce la potevamo fare, perciò alla fine... E Fabio Rossitto resta alla San Vitese e allora facciamo un ragionamento. Fabio Rossitto cosa ha trovato in questi mesi di San Vitese e con che idea resta per il futuro? Allora l'idea è, ho trovato delle brave persone che vogliono costruire qualcosa, chiaramente sappiamo che non siamo magari la prima scelta, però dobbiamo costruire qualcosa anche dal settore giovanile. Sarà un campionato complicato, però ho trovato delle persone che vogliono costruire qualcosa e soprattutto che hanno principi sani, perciò quello mi ha convinto a restare. Una piazza che ti è piaciuta? Sì, molto, sì, perciò mi ha dato la voglia di continuare. E questo non è poco perché tu mi avevi detto, no? Devo trovare un progetto che mi piace e quindi in questo la San Vitese ha già raggiunto un obiettivo. Sì, ho trovato delle persone che hanno voglia, che hanno entusiasmo, che la pensano nella stessa maniera, perciò come avevamo messo nell'intervista, avevamo detto, questa è stata la spinta per farmi restare, insomma. Ma allora questa eccellenza è diventata importante? Seria perché ci sono bravissimi allenatori, si è alzato tanto il livello, a tutti i livelli, tattico, fisico, non è facile oggi competere perché ci sono tante squadre forti. Fabio, va bene, noi adesso dobbiamo giocare, devo allenarlo io stasera, ti faccio giocare? Ma non so se mi fai giocare, però io sono qui, sono a disposizione e poi vedrai tu. Grazie Fabio Rossitto. Ciao, grazie a te. Rientriamo dopo la pubblicità, torneremo a Gemona per questo finale di puntata, però prima in queste trasmissioni estive monitoriamo anche quello che accade in altri campi tra tornei estivi e quindi occasioni buone per fare una chiacchierata con qualche protagonista del calcio dilettanti. E proprio con Jacopo Puntin, che avete sentito realizzare le interviste nella prima parte da Gemona, andiamo con lui a Fiumicello dove è iniziato il Champut, torneo
ormai storico da quelle parti, e proprio Jacopo Puntin ha scovato qualche protagonista nei tornei estivi, e con lui parliamo allora ancora di calcio dilettanti, ma nel contesto appunto dei tornei che si stanno giocando in questo periodo. In particolare adesso andiamo a Fiumicello prima di tornare a Gemona. Qui con Nicola Scorbato, numero 10 del Fiumicello. Intanto la prima domanda è: il prossimo anno si resta a Fiumicello? Sì, si resta. Che stagione è stata per il Fiumicello quest'anno? Abbiamo fatto una grandissima stagione, siamo andati a un posto dai playoff, purtroppo il posto ci è stato, diciamo, rubato dal Corva che ha vinto la Coppa Italia, però noi comunque eravamo lì e il prossimo anno cerchiamo di replicare. Resta anche mister Pavic, è un percorso che continua. Come vi trovate con l'allenatore e quali sono anche i prospetti per il prossimo anno? No, il mister è un grandissimo mister, una grandissima persona. Come ho parlato con lui, il prossimo anno si punta sempre a fare qualcosa in più dell'anno precedente, come abbiamo fatto quest'anno rispetto all'anno prima, e quindi il prossimo anno cercheremo di avere un posto confermato nei playoff. Beh, invece su questo Ciamput, sul tuo terreno di casa, questa ormai è casa tua, intanto cosa ci puoi dire di questo torneo? È il miglior torneo estivo che si possa giocare, anche per l'organizzazione, tutto, tantissima gente che viene a vedere, tantissimi giocatori di serie superiori, quindi la qualità non manca. Qui con Joel Russian al Ciamput, intanto parliamo della stagione che è stata. Che stagione è stata con la Juventina? Stagione indimenticabile, storica, dai, è stato detto tante volte. All'inizio dell'anno c'erano aspettative, magari la Coppa non era in primo piano come obiettivo stagionale, però dopo un po' ci abbiamo creduto sempre di più e alla fine è stata la cosa più che ricorderemo di più, insomma. Anche il campionato è stato importantissimo, però la Coppa è quella che ci ricorderemo. La Coppa sicuramente fantastica, si dice che porti via energia il campionato. Senza la Coppa avreste potuto dare più fastidio a quelli davanti? Secondo me sì, anche perché nel momento in cui abbiamo avuto le partite di Coppa una dietro l'altra abbiamo preso tutte quelle davanti, Muggia, Lavarian, Pordenone, e sicuramente arrivavamo in campo la domenica con meno energia di loro. Però insomma ne valsa la pena, ecco, vincere un trofeo così a Sant'Andrea è una cosa incredibile, quindi va benissimo così. Un pensiero invece sulla prossima stagione di Russian e della Juventina anche? Ma la mia prossima stagione sarà ancora con la Juventina. Si sentono tante voci in giro, però io ho fiducia nella società e sicuramente vorremmo ripetere quello che è stato fatto quest'anno e cercare di fare sempre le cose al meglio, cercando di difendere la Coppa soprattutto. E da Fiumicello adesso torniamo a Gemona del Friuli per chiudere questa puntata da Simonetti, per farlo con due protagonisti giallorossi, uno del passato e uno del presente, ovvero Giuliano Dri, che è stato giocatore della Gemonese, adesso nuovo mister del River Fleibano, che ha appena chiuso 2 anni a Buia. Quindi con lui abbiamo parlato di passato, del recente passato anche, e poi di futuro con River Fleibano. E infine Max Gubiani, direttore sportivo della Gemonese. Chiudiamo ovviamente con un protagonista di casa per parlare della società giallorossa che si muove come sul mercato. E a Gemona non possiamo non fare una chiacchierata con Giuliano Dri. Te lo ricordi questo campo? Sì, a scendere qua vengono sempre i brividi perché abbiamo fatto anni incredibili, cavalcate importanti, vedere il campo così verde qua a Gemona è emozionante, assolutamente sì. Per una serata emozionante e anche bella, no? Ritrovare un po' di personaggi del calcio dilettanti. Sì, sono personaggi che hanno fatto la storia del calcio dilettanti in una piazza importante, una seconda casa mia, e rivedere personaggi con cui da ragazzino ho avuto la fortuna di giocarci assieme. Qua vedo Stefano De Agostini, che insomma io ero fuori quota a Pordenone e lui scendeva da categoria della C, io lo ricordavo con le figurine, quindi figuriamoci. Sì, è vero. Senti Giuliano, forse gli anni più importanti per te qua, anche se poi c'è stato Fagagna, c'è stato altro, però Gemona possiamo dire è stato il centro della tua carriera? Sì,
Può essere, perché comunque qua forse è uscita la mia maturità, perché sono arrivato qua a 27 anni, 28 anni, ho fatto una cavalcata importante di 7 anni, abbiamo vinto la promozione, abbiamo fatto anni importanti in eccellenza, ci siamo salvati i play-out l'ultimo anno, penso di aver lasciato qualcosa qua, spero, e è chiaro che la Gemonese me la porto nel cuore, come hai detto tu, Fagagna, sono due società che, ripeto, me le porto dietro. Giuliano, posso chiederti com'è finita Buia, la tua storia? Ma penso, sono soddisfatto di quello che ho fatto, ho solo rammarico che non aver vinto qualcosa, perché ovviamente raggiungere 2 finali di Coppa svanite un po' così, 2 finali diverse, però ritengo che il percorso sia stato positivo, di aver lasciato un segno con un gruppo fantastico, infatti domani ci rivediamo tutti assieme, non vedo l'ora di rivedere i ragazzi, ma è stata una scelta consensuale, ma forse al lato mio penso di aver dato tanto, più di così non sapevo cosa dare, adesso si riparte con un'altra piazza, con un entusiasmo importante, con ambizioni, quindi fa parte ora di questo percorso che ho intrapreso allenatore. Ti posso chiedere se i punti di domanda che ci sono su Buia, su come può essere il futuro, ora ripetiamo, noi non abbiamo nessuna certezza e non vogliamo creare casi in società e tirare in ballo il presidente, la società su cose che non conosciamo, sappiamo solo che Buia ci sono delle voci che bisogna capire come continuerà questa stagione, perché è stata una stagione complicata a livello di gestione sportiva, no? Al di là dei risultati in campo. Io ti chiedo solo se tutte queste voci, che ovviamente anche voi le avete vissute, hanno influito sulla tua decisione. Ma posso dire parzialmente, perché abbiamo raggiunto tutti questi risultati, siamo arrivati a poco dei playoff, ma a prescindere da tutto, perché comunque abbiamo fatto quadrato tra noi, al di là delle problematiche che c'erano, che possono esserci, però dal lato mio io devo solo dire grazie al Presidente, alla società che mi hanno dato fiducia, sappiamo bene, insomma, io sono all'inizio di questo percorso e se abbiamo ottenuto certi risultati, ma anche grazie alla fiducia che mi hanno dato. In merito a tutte le voci, posso dire sono voci, ho fiducia in loro come ambiente per la storicità della piazza e delle persone che riusciranno a ripartire. È chiaro, saranno magari ambizioni diverse, non punteranno a vincere, faranno il possibile, però io sono convinto che ce la faranno uscirne da questa situazione, perché è una piazza storica. Comunque una situazione che avete respirato. Ma purtroppo in maniera, come dire, indiretta sì, la senti, però ripeto, non è che ha influito granché, perché siamo stati bravi a fare quadrato tra noi, pertanto non voglio escludere tutto questo perché sarebbe banale, però posso dire risultati forse magari un po' di spinta, avremmo potuto raggiungere i playoff, quello me lo sento di dire perché era la portata, però sappiamo bene che una sconfitta di Coppa ha lasciato il segno, quindi può essere anche il risultato finale della Coppa che va al di là di tutte le problematiche interne alla città. Senti, terresti la finale di Coppa con il posto playoff così presto come è successo quest'anno, visto la vostra esperienza? Dio, certo, assolutamente sì, quest'anno ci tenevo più di sempre a vincerla perché era una formula che manterresti? Allora, io sinceramente cambierei più che altro i tempi. I tempi sì, perché la finale così presto condiziona sia chi vince che chi perde. Forse farla più avanti sarebbe meglio, anche perché tieni il campionato vivo fino all'ultimo, però la soluzione di chi vince che ha l'accesso al playoff secondo me è una cosa giusta. Ci sta. Giuliano De Rive Flaibano con che ambizioni? Ma l'ambizione è di fare un campionato di vertice, è banale dire vincere il campionato, lì hanno tutte le carte in tavola, in regola per tornare in eccellenza, perché hanno struttura, hanno i giovani bravi, hanno comunque, è una società storica che sarebbe, il posto giusto sarebbe l'eccellenza, quindi farò di tutto per raggiungerla, ma con l'umiltà di una società che è retrocessa e vuole ripartire. Sempre un Rive Flaibano targato con i giovani, anche in promozione o anche con qualche colpo importante? Ma adesso ci stiamo lavorando, sicuramente qualche colpo servirà perché sono usciti giocatori importanti e faremo di tutto per alzare il livello e adesso vediamo un attimino dove intervenire. Giuliano, grazie per questa chiacchierata, grazie per essere qua stasera e ci vediamo anche il 26 giugno. Grazie a voi.
E da Gemona chiudiamo con Max Gubiani, perché è giusto ovviamente nella location che ci ospita parlare dei colpi di mercato di Max Gubiani. Beh, Simone Motta era nell'area ed è arrivato Max. Sì, dopo qualche anno è arrivato anche Simone Motta. No, sai, te lo dico perché Simone noi l'avevamo cercato che era ancora nella loro Animis, parlo di 20 anni fa probabilmente. Vabbè, insomma, adesso è arrivato e siamo contenti, siamo contenti dell'arrivo di Crosilla. Di Borsetta, insomma, e di altri due ragazzi giovani del 2006 che ci arrivano da Reana, insomma, pian piano stiamo costruendo. Dai. Però è chiaro che Simone, che arriva dal Tolmezzo e dall'eccellenza per la prima categoria, suona, no, come colpo di mercato, anche perché lo cercava anche la Maranese, no? Quindi insomma credo che per voi sia un bel segnale portare Motta a Gemona. Allora, Motta per lui è stata anche una questione di vicinanza alla famiglia, alla sua famiglia che sono di Nimis, quindi ha approfittato anche di questo e, insomma, ed è venuto a Gemona. Noi siamo ben contenti di averlo nei nostri, insomma. Max, immagino anche un Motta che abbia voglia di fare una stagione importante, perché lui a Tolmezzo ha fatto benissimo, l'ultima stagione positiva per i Carnici, però lui a livello realizzativo ha fatto meno, quindi immagino abbia voglia di gol. Assolutamente, la prima cosa che mi ha detto Motta che ha fame, ha voglia di fare bene, quindi qua troverà terreno fertile, insomma, no? È chiaro che, vabbè, a Tolmezzo non ha fatto come l'anno prima, ma insomma non dimentichiamoci che il Tolmezzo è reduce anche dall'assenza di un Gregorutti che non è poco, quindi insomma, sai, era una coppiata molto si trovano molto bene. Esatto. Ecco, però una gemonese che al di là di questo nome c'è anche quello di Borsetta che è nominato, insomma, poi qualche giovane, Crosilla, è una gemonese che soprattutto ne avevamo già parlato con Pretto, che riparte da Russo, che comunque in questa stagione è arrivata terza in classifica, è una gemonese che ha voglia, lo ha detto il Presidente, di provare a salire un gradino di nuovo. Vogliamo riprenderci quello che abbiamo perso durante gli anni, abbiamo perso perché probabilmente c'era già bisogno di fare qualche cambiamento anni fa. È stato fatto e quindi ripartiamo. Sicuramente mister Russo ha dato una grande svolta, ma ci tengo soprattutto a ringraziare i ragazzi della vecchia guardia che veramente hanno dato tanto e hanno supportato il nuovo corso della Gemonese. Un grazie soprattutto a loro. È giusto. Max, ci salutiamo ovviamente da questa prima serata dedicata alla finale di stagione di A Tutto Campo, e voglio approfittare e dirlo perché se siamo qua stasera, se saremo a Gemona 26, lo devo anche a Max Gubiani, che ancora 2 anni fa mi ha detto: mi raccomando, per i 50 anni del terremoto dobbiamo fare qualcosa a Gemona. Beh, partendo da stasera, finendo il 26, qualcosa stiamo facendo. Beh, mi fai un po' commuovere come il mio presidente, no? Sì, è una cosa nata, come ben sai, 2 anni fa, un po' per scherzo, un po' perché era una cosa che me la sentivo dentro, e tu sei stato bravo a prenderla, no? O se non altro a ragionarci prima, a prenderla. Adesso siamo qua nel 50° del terremoto, inizieremo già da stasera con la beneficenza, e poi insomma proseguirà tutto come ben tutti sapete il giorno 26, il 26 giugno, e quindi ti devo ringraziare per avermi ascoltato. No, io ringrazio te, perché poi se le cose vanno avanti serve qualcuno che ti stimola. Max lo ha fatto, e quindi appuntamento con il grande finale di stagione a Gemona del Friuli. Grazie, ci vediamo il 26 giugno. Ciao. Rientro in studio per i saluti dopo quelli fatti insieme a Max Gubiani a Gemona del Friuli, per andare anche a ricordarvi come saranno gli appuntamenti da qui a fine giugno con il calcio dilettanti. Noi siamo in onda sempre il martedì, e adesso, come dicevamo, abbiamo detto, a Gemona è iniziata questa serie che io chiamo di fine stagione, la partita in beneficenza. Martedì prossimo manderemo in onda quello che accadrà questo giovedì al Nord Hotel di Codroipo, le nomination di fine stagione, ovvero
andremo a premiare, poi a decidere il vincitore assoluto del calcio dilettanti nelle categorie miglior squadra, dove non viene però fatto riferimento a chi ha vinto i campionati, che avrà il suo premio il 26 giugno, miglior allenatore, miglior giocatore, miglior portiere, miglior gol e miglior parata. Quindi ci sarà la serata, i giudici decideranno poi il vincitore assoluto e vi verrà tutto mostrato, raccontato nel nostro speciale di terzo tempo martedì prossimo da Codroipo, fino all'ultimo martedì, dove verrà proposta la serata del 26 a Gemona del Friuli, la manifestazione finale di A Tutto Campo con la cerimonia di premiazioni, il racconto di una stagione e non solo. Stiamo lavorando appunto per chiudere al meglio quella che è stata una stagione intensa, piena di cose da raccontare. Insieme anche la domenica fino a fine giugno, e poi da luglio parte il nostro appuntamento estivo, Tutto Campo Estate, e quindi il martedì resteremo in onda solo il martedì con la versione estiva di A Tutto Campo, e per terzo tempo si chiuderà anche per terzo tempo si chiuderà la stagione con la nostra festa. Grazie allora per averci seguito, abbiamo fatto questo riepilogo dopo avervi raccontato, aver sentito i protagonisti al Simonetti. I protagonisti continueremo a raccontare da qui al fine giugno e poi anche d'estate per raccontare calciomercato, movimenti in attesa della prossima stagione. È tutto anche per questa puntata, grazie per averci seguito, buona serata. Aspettando la festa dei dilettanti il 26 giugno a Gemona, la nostra collection dei migliori gol di stagione, Chions ispirato con Crivaro all'inizio contro la Juventina, palla sul sinistro, rientra sul destro e mette sul palo lontano impredibile sempre Chions, che si affida ai suoi migliori giocatori a Tamai, la riprende Urbanetto con un sinistro al volo potente e imprendibile. Il Martignacco si esalta con Lizzi contro il Teor, beffa il portiere dalla distanza, poi vincerà il Teor, ma che gol questo di Lizzi contro la capolista. Coluccio ispira un Codroipo in difficoltà di inizio stagione. Il Fagagna punta su Toffolini, che gol contro il Muggia, poi sarà una stagione complicata a livello offensivo per i rossoneri, ma da rivedere questo gol a gancio e poi girata al volo di destro in Pro Fagagna Muggia. Bussi, capocannoniere della promozione sul campo del centro sedia Nattisone, dà applausi, la sua girata, stop con il sinistro e acrobazia e rete di destro. El Bakhtaoui sorprende insieme al Casarsa in questa stagione, qua una partita da star con il Sistiana e gol in rovesciata per El Bakhtaoui. Zulu, super inizio di stagione con la Forumiuli a Tamai, un destro straordinario dalla distanza, lo rivediamo, si porta avanti palla e poi va con la conclusione da lontanissimo, pallone all'incrocio, può solo guardare il portiere del Tamai. Si accende la stella di Nagostinis a Tolmezzo, qua in gol nella gara di Mortegliano, l'ultima poi arriverà Barbieri sulla panchina dell'LME e tra l'altro in Serie D proprio Nagostinis andrà a giocare a Mortegliano dal Tolmezzo. Rossi, gol pesantissimo a Chions per la Sanvitese. E poi il Fontana Fredda, la partenza complicata, la crisi, il gol di Tellan, il capitano con la Forumiuli, sembra aiutare una squadra in difficoltà. Boskovic, botta per il gol all'incrocio contro il Kras, anche Rive Fleibano prova ad aggrapparsi a uno dei giocatori più importanti in un momento di difficoltà della stagione. Il Tamai mette in mostra Salvador, qui il gol contro il Fiume Veneto Banniera, una vittoria per 2-0, bell'aggancio e poi pallone imprendibile. Oltre Sevegliano Faulgis retrocedono entrambe. Qua il gol di Specogna con il sinistro sul palo lontano a centrare il 7. L'LME comincia a correre e Ruffo è uno dei protagonisti, tutto a
grande velocità, rientra con il tacco col destro e spara la botta col sinistro contro la Sanvitese. Tolmezzo abbonato a grandi giocate contro il Tamai, il gol dell'1-1 sul finale di Cucchiaro, a gancio al volo con il destro e dal limite il sinistro imprendibile. È la gioia di Cucchiaro per uno dei gol più belli della stagione. Immancabile una punizione del maestro Parpinel in quel di Tamai nella sfida contro il Fontanafredda. Rivediamo la sua conclusione di destro sopra la barriera. E a proposito di maestri, ecco Tonizzo contro la Profagagna, dal limite questo pallone morbidissimo all'incrocio, una poesia. Paciulli si mette in mostra con un azzanese che non riuscirà a lasciare il segno. Naturalmente il Paciu, quando è giornata, regala giocate. Qua il suo destro al volo, bellissimo, per coordinazione contro il Pasiano. Guardate la ripartenza di Crivaro del Chion sul campo della Formiuli, va via, nessuno può prenderlo e poi mette in rete con il destro freddo davanti al portiere. La rivediamo anche da un'altra angolazione più stretta, la velocità di Crivaro, giocatore del Chions, che non è riuscito però ad essere protagonista con totale continuità. Per lui un futuro in nero-verde con il Pordenone dopo questa stagione al Chions. Giocata straordinaria per il Deportivo Junior contro l'Oltre. 3-0, brilla Michelini, doppietta, e questo gol, aggancio con il petto e acrobazia, applausi per lui. Mortati, grande acquisto del Fiume Veneto Bannia, però sarà una stagione da dimenticare per lui, per la squadra. Certo è che quando si inventa queste giocate resta uno dei 10 più interessanti dei dilettanti. Qua gol bellissimo contro la Juventina. Il Rive Fleibano in gol con Gerco sul campo del Muggia, questo destro bellissimo sul palo lontano. Paliaga che raggiunge quota 200 gol nei dilettanti, è sicuramente la star del Trieste Victory Academy. Qua bellissima giocata in anticipo al volo sul difensore, pallone sul palo lontano. Paludetto dal limite, bellissima la sua giocata per il gol della bandiera del Fiumicello contro il Teor. Bellissima coordinazione, pallone sul palo e poi in rete. Guardate Bolgan cosa fa sul campo della Formiuli, va a recuperare palla, si propone in profondità e chiude l'azione con un gol pesantissimo da grande attaccante, va sul sinistro e mette all'angolino, palo e poi pallone in fondo al sacco. Azione importante di un giocatore che farà la differenza questa stagione per l'LME, Baruzzini. Gioca a Fontanafredda una gara straordinaria e su punizione lascia il segno, una botta col sinistro, solo lui ha giocate simili. Ruffo contro il Fiume Veneto Bannia, se la porta sul sinistro e va a fil di palo, giocate decisive per il 10 dell'LME. Attenzione alla qualità di Zanardo per l'Ancona. Lubignacco va via palleggiando sul campo del San Gottardo, grande tecnica e poi la potenza per mettere in rete questo pallone. L'acrobazia di Sabadini per il San Giovanni sul campo della Cormonese in una giornata ricca di gol. La qualità di Pezzarino che si gira in un fazzoletto a Casarsa e riesce a spingere in rete uno dei giocatori che ha brillato nell'azzurra, che ha centrato sul finale di stagione la promozione in eccellenza. Immancabile anche una punizione di Stiso, giocatore di classe di un Fontanafredda che raggiunge la salvezza. E poi torniamo al Tesolin per questo gol di Mazzon contro il Tamai. Il Chions ha davvero diversi giocatori di qualità e lo testimoniano questi gol. Palmegiano, una stagione di alti e bassi per lui. Qua un gol molto bello con il Codroipo dal limite, pallone all'incrocio, ancora Tonizzo, replica del gol con la Profagagna, stavolta contro il Tolmezzo, dal limite. Questo pallone sopra la barriera, davvero un maestro da fermo. De Anna sigla gol pesantissimi per questa stagione dell'LME,
Qua la vittoria contro la Juventina va via dal limite, fa partire un destro potente all'incrocio dei pali. Ciriello sigla così il suo gol numero 250 nei dilettanti, chiuderà per la 7ª volta in carriera capocannoniere, la 4ª volta in eccellenza per lui. Qua un altro gol bello e decisivo di De Anna per l'LME contro il Tamai. Andiamo in seconda categoria, la Torreanese vince il girone B, decisiva la vittoria a Riviera, qua il gol di Pascutto, molto bello, lo stop con la testa e poi la girata di destro, pallone nel 7. Giornata da incorniciare a Fagagna per il Tolmezzo, che apre con questo bellissimo destro di Solari e poi trova il 2-0 con Faleschini. Un altro gol bellissimo, una stagione dove non sono mancati gol da applausi per questo Tolmezzo che si salva, e la vittoria di Fagagna è sicuramente importante per l'obiettivo finale. Solari e Faleschini protagonisti. Gemonese, gol di Gregorutti contro il San Daniele, molto bello anche se ne uscirà una sconfitta. Qua giocata geniale di Lubrano che anticipa il portiere col tacco sul cross di Albanesi nella vittoria del Chiarbola Ponziana con la Pro Fagagna. Un attimo di speranza salvezza per il Chiarbola Ponziana che poi retrocederà. L'Aquileia vince la seconda categoria, girone C, tra i protagonisti sicuramente Grion, e qua la vittoria che decide praticamente il campionato contro il Rivolto. Grion con il sinistro mette all'incrocio, può solo guardare. Peressoni, LME che va a valanga sul Chiarbola Ponziana, 6 gol, tra cui questo bellissimo pallonetto di Costa con un bacio al palo. Nagostinis, guardate che gol si inventa sul campo della Sanvitese, sigilla la salvezza del Tolmezzo e si conferma come la sorpresa in attacco dell'eccellenza. Stagione indimenticabile per lui, chiuderà con 16 gol. L'Aviano retrocede ma lotta fino all'ultimo. Qua un gol contro il Martignacco di Portaro, geniale alla Mancini con il tacco sotto la traversa. Montagnier va in anticipo col sinistro, riesce a prolungare sul palo lontano, un gol che forse vale la vittoria del campionato, è sul finale ed è la vittoria dell'Union Pasiano. Non vale la vittoria del campionato quello di Lucheo, anche se qua decide la sfida con l'LME, un gol importante della storia di questa stagione. Poi alla fine però l'UFM chiuderà terza. Andiamo in seconda categoria ad ammirare ancora le giocate di Borda, uno degli eterni del calcio dilettanti, gol contro lo Spilimbergo, festa promozione per l'Ancona Lumignacco contro la Gemonese e gol veramente straordinario di Zanardo che la mette all'incrocio, conclusione perfetta. Barisic, giocatore straordinario che l'eccellenza ha ammirato in questa stagione con il Cras, adesso uomo mercato, su di lui Triestina, ma soprattutto Cerlis Muzzane. Qua il pallonetto di esterno destro al Tamai, una perla. Spilimbergo ritorna dopo più di 20 anni in prima categoria, vince nel girone A di seconda e col Porcia arriva la matematica e questo splendido gol di Giuseppin. Ultima giocata a Paludetto contro il 13° e tra i migliori gol che verranno votati giovedì e il 26 giugno il migliore in assoluto verrà premiato Gemona del Friuli.